Estate 2019. Nel cortile dell'oratorio di Anzano mi ritrovo con un amico, un giovinastro, un charlatan direbbero quelli di Ceneda, no? E gli prospetto l'idea di provare a cimentarci in un progetto innovativo, qualche cosa di più robusto. Sai, mi piacerebbe fare una messa per intero, oppure non so, qualche cosa che sfidi il coro in un territorio a cui non è abituato. Passa un po' di tempo, passa qualche mese, arriva il Covid e sospende tutto. Ci ritroviamo un po' ammaccati ad avanzare con l'attività dei nostri cori, ma l'estate successiva questo giovine, sapete che si dice no, sembra che non ti ascoltino mai, invece ti ascoltano, mi richiama e mi dice guarda, che ne dici se facessimo il Gloria e il Magnificat di Vivaldi con 2 cori e l'orchestra, con il coro Anzano e il coro che io adesso dirigo, perché nel frattempo ho iniziato a dirigere un coro. Siamo nell'autunno del 2020 e nel mezzo dell'inverno, all'inizio di gennaio-febbraio 2021, da casa, perché il Covid non permette di provare, inizia l'avventura per il coro Anzano ed il coro Le Sorgenti del Gloria e del Magnificat di Vivaldi. È un'avventura curiosa perché queste parti per noi nuove che non conoscevamo le impariamo da casa, in DAD, direbbe qualcuno, con questi strumenti a cui non eravamo abituati. È un percorso che vede partecipi anche dei mostri sacri della musica. Chiediamo le collaborazioni di Mario Lanaro, di Lucio Golino, che ci aiutano a capire la musica che stiamo facendo. Si fissa anche la data, 7 dicembre, ma dell'anno scorso, e purtroppo un'altra volta la pandemia ci mette in difficoltà. Avremmo dovuto cantare mascherati, distanziati di 1 metro, e probabilmente questa bella cattedrale non sarebbe stata sufficiente. Allora rimandiamo tutto, si ricomincia da capo, ma finalmente il sereno, come la bella giornata di oggi, ritorna e la musica si può fare di nuovo. Allora un punto rimane fermo, la data, il 7 dicembre, oggi siamo qui per presentarvi questo nostro lavoro durato così tanto tempo. Insomma, siamo, immaginatevi, a ridosso dei giorni in cui questo evento deve accadere e, accidenti, accade l'imprevisto, una sovrapposizione di date, agitazione, nervoso, va tutto a monte, adesso cosa facciamo? Gente che si strappa i capelli. Si discute, si ragiona come possiamo fare, incrociamo in questa chiacchierata, io e questo giovane che non nominerò, Sabrina Carraro, con la collaborazione e la fantasia di queste persone si dice, aggiustiamo le date e proviamo a vedere se voi riuscite a fare il vostro concerto il 7. Siccome siamo qua, vuol dire che la soluzione è stata trovata. Allora, a questo punto chiedo, ma Sabrina, cosa avevi in programma che viene la Zumellese a cantare qui a Vittorio Veneto? E sai, c'è un'idea di beneficenza, potremmo lavorarci attorno assieme. Io dico sì, lavoriamoci sicuramente attorno assieme perché, sapete, sono un ragioniere, quindi ho subito detto possiamo risparmiare qualcosa sui costi, i volantini, l'organizzazione, come dire, ognuno ha i suoi difetti, no? Qualcuno invece che ha una visione un po' più alta dice, perché magari non mettere assieme 3 concerti, una triade di concerti dedicati a chi magari se la passa un po' peggio di noi. Benissimo, nasce l'idea. L'idea si chiama Voices for Amici di Ampasilava. E io dico, Ampasi che? Cosa vi posso dire di questa associazione? Io poco, però abbiamo qui con noi alcune persone che forse possono rendervi partecipi di questo progetto meglio di quanto possa fare io. E allora vorrei chiamare qui, all'ambone, Michele Carraro e Nicola, dico bene, Carraro, che vi racconteranno come mai un mucchio di cori del Vittoriese hanno a un certo punto deciso di mettersi assieme per condividere un percorso, se vogliamo, di volontariato.
Ve li ricordo ad ogni modo questi altri 2 concerti che compongono la triade, in modo tale che, così numerosi siete questa sera e ne siamo lieti, possiate ritornare ad ascoltarci il 16 dicembre, sempre in questa cattedrale, con la corale Zumellese, il coro Coldilana e un duo voce e organo, Sara Cecchini e Emanuelo Darold. E il 20 dicembre, in chiesa a Salsa, sempre con il coro Coldilana, con gli sconcertati, con il coro Le Sorgenti di Maserada e il coro Note di Colore, che è il coro anziano in piccolo, che ci sostituirà perché insomma noi siamo un po' stanchi per quell'occasione. Ecco, mettere assieme tutto questo è stato un onore. Direi che vale la pena di ricordare anche l'aiuto che abbiamo avuto in questo progetto dalle aziende che ci hanno sostenuto e i cui loghi ritrovate nel libretto di Sala. Ecco, se scoprite magari che qualcuna di quelle produce, non lo so, qualcosa che vi piace, tenetene conto, perché mettere davanti la musica, l'arte, in un periodo in cui magari, che ne so, si pensa di più al costo dell'energia e ai conti che non tornano, è veramente un segno di, come dire, attenzione alla cultura per niente scontato. Per niente scontato. Dunque ringraziamo tutti queste aziende che ci hanno aiutato in questo progetto. Ringrazio anche la Tenda TV, che generosamente si sta prestando nelle riprese di questa serata, e un saluto anche a chi ci segue direttamente da casa, purtroppo anche alcuni coristi che ahimè hanno dovuto dare forfait, indovinate perché si vede forse qualche influenza in giro. Un saluto insomma a tutti quanti voi. Ecco, allora, dal sostegno delle associazioni al sostegno verso Amici per Ampassilava. Grazie agli organizzatori, grazie a chi ci ha coinvolto e ci ospita, e grazie soprattutto a voi che siete qui così numerosi questa sera. Essere a Vittorio per noi, intendo dire per Michele ed io, è una emozione particolare. A Vittorio sono nati i nostri genitori, hanno vissuto i nostri nonni. Io, Umberto ed io siamo nati ad Osigo e queste chiese, questi luoghi fanno parte della nostra giovinezza e della nostra crescita. Michele è nato a Palmanova, ci siamo trasferiti a Torviscosa, dove un altro vittoriese, Franco Marinotti, aveva fatto costruire meglio la società italiana per la cellulosa, la società agricola industriale per la cellulosa italiana, la SAICI, e papà andò a lavorare lì. Ho studiato medicina, mi sono laureato e specializzato in neurologia e ho lavorato per 40 anni all'interno dell'ospedale di Trieste come neurologo. Michele ed io abbiamo 2 percorsi paralleli, io ho fatto il neurologo, lui ha fatto il nefrologo, basta una lettera, ha cambiato comunque la nostra vita e le nostre attitudini. Alla fine del mio percorso lavorativo mi è arrivata una letterina dicendo che a 65 anni ero inutile al nostro ospedale, e però ho avuto l'opportunità che un amico fraterno che ha seguito con me gli studi di neurologia e che siamo veramente amici, aveva avuto l'esperienza di conoscere un'organizzazione di Bologna che organizzava il volontariato in Madagascar, un volontariato puro, senza guadagni e solo con i costi, nel senso che tutto quello che si riesce a fare lo si riesce a fare senza averne neanche un indennizzo personale. E la cosa mi ha interessato e mi ha incuriosito, e ho detto, vediamo se un vecchio neurologo bollito per le nostre attività qui può avere qualche impatto in una realtà completamente diversa. In questo paese sperduto nel sud-ovest del Madagascar. Sperduto perché è un popolo lontano da tutto quello che noi conosciamo. L'unica cosa che rimane e che ci ha collegato al mondo era la rete wifi.
Avevamo il telefono, potevamo comunicare, potevamo andare in internet, potevamo studiare, potevamo verificare le ipotesi e potevamo ampliare quelle che erano le nostre conoscenze mediche in un territorio completamente nuovo e diverso dai nostri orizzonti. L'esperienza che c'è stata è stata un'esperienza veramente travolgente e già dopo il primo anno, nel 2018 e nel 2017, l'idea che Michele, che l'anno dopo sarebbe passato anche lui nella schiera dei non più utili, raggiungendo anche lui l'età della pensione, sarebbe stato molto utile come per le sue competenze specifiche. Io mi occupavo più di neurologia, il problema dell'epilessia, ma che è un argomento molto importante con questo mio amico fraterno Fabrizio Monti, che mi aveva fatto conoscere questa storia di questa associazione. Mi aveva detto: dai, vieni anche tu. Lui era già stato 2 volte e io quindi l'ho accompagnato per la sua terza esperienza, mia prima esperienza. E mi sono dovuto riciclare. Io mi occupavo di circolazione cerebrale, usavo gli ecografi e cercavo di capire se queste strutture potevano avere un impatto in una popolazione estremamente povera che non aveva strumenti, con un ospedale che peraltro allora festeggiava il 10° anno della sua esistenza quando io ci sono arrivato per la prima volta. L'esperienza vi parlerà, non voglio ripetere cose, fare polpettoni troppo lunghi, Michele ne parlerà di più di questo, ma l'esperienza del contatto con questa gente semplicissima, di una umanità stratosferica, dove vedi bambini che ti sorridono per il piacere di sorriderti, che capiscono chi sei e anche pur non capendo tutto quello che noi facciamo, pur essendo completamente diversi, pur credendo che forse non siamo neanche tanto credibili, comunque ci hanno voluto bene e noi a loro abbiamo voluto veramente bene, almeno per quanto mi riguarda. Vi ringrazio per quanto potete essere vicini a questa associazione che, come vi ripeto, è un'associazione di volontariato puro, e do la parola a Michele. Grazie ancora. Buonasera. L'Associazione Amici di Ampasi Lava ha costruito dal 2006 al 2008 un ospedale in una zona desertica nel sud-ovest del Madagascar. Il Madagascar è, facendo una classifica reverse, è l'8° tra gli ultimi paesi del mondo. E la zona dove noi lavoriamo è la zona più ultima dell'ultimo dei paesi, in termini economici. Ma nel Madagascar la salute pubblica è a pagamento. L'ospedale è stato costruito in 2 anni e donato allo Stato del Madagascar. Il dono era la restituzione dell'offerta del terreno che era stata fatta a chi voleva costruire l'ospedale vicino al villaggio. Il governo del Madagascar ha dato in gestione l'ospedale all'associazione, che ha come suo intento e compito di seguire solo questo ospedale. L'associazione ha assunto la gestione con il patto che l'associazione cura e curerà la parte economica e di fornitura dei materiali e delle strutture e di riammodernamento continuo dell'ospedale, e continuerà a mandare personale esperto con l'intento di insegnare alla popolazione, alle persone malgache che vogliono farlo, la medicina con le ultime tecnologie e conoscenze del mondo occidentale. Ma alla fine l'ospedale resterà dello Stato del Madagascar, che curerà di avere assunto il personale malgascio che gestisce l'ospedale. Allora l'associazione fornirà solo l'aiuto economico per mantenere una promessa assoluta. L'ospedale deve essere gratuito per gli ultimi degli ultimi. Il lavoro lì è emozionante se partiamo con il fatto che noi non siamo dei nuovi colonizzatori.
Non andiamo a insegnare come si fa, andiamo a mostrare chi siamo, sperando che loro ci mostrino chi sono. Non vogliamo insegnare una nuova cultura, vogliamo imparare la cultura degli altri. Non vogliamo portare via nulla se non le emozioni. E quindi siamo alla ricerca perenne dell'armonia. L'armonia che è qui con noi, l'armonia di questo posto, l'armonia che il padrone di casa ci invita ad avere sempre, l'armonia dell'orchestra d'archi, l'armonia del coro, l'armonia di essere vicini agli altri. Come possiamo? Grazie e buon concerto. Abbiamo chiuso questo inserto con l'armonia anche rispetto al luogo che ci ospita. E vorrei a questo punto dirvi anche perché abbiamo voluto scegliere questa data. Il 7 dicembre è la vigilia della festa dell'Immacolata, per cui ci sembrava particolarmente adatto il luogo, perché questa è la chiesa di Maria Assunta e gran parte del lavoro che vi presenteremo questa sera è incentrato proprio sulla figura di Maria, e anche la data ci pareva abbastanza azzeccata, perché da un lato ci dà modo di cantare il Magnificat, cantico dal Vangelo di Luca dedicato proprio alla Madre del Signore, ma anche proprio per il luogo appunto che ci ospita. Vorrei per questo chiamare qui a Lambone Don Graziano o Don Riccardo, non so, per magari condividere il loro punto di vista su questo tipo di esperienza. Bene, buonasera a tutti. Questa sera mi sembra che a Milano alla Scala si tiene la prima, no? Credo che quelli di Milano si sono persi una grande occasione a non venire qui stasera. Ecco, di là, ecco, delle battute e senza creare troppe attese, però la vostra presenza così numerosa e sapendo un po' da Paolo il lavoro che c'è dietro, credo che questa sera ci sarà qualcosa di bello, di emozionante e anche di importante. Ecco, ringrazio il parroco Don Graziano della cattedrale e ringrazio ovviamente i protagonisti di stasera, i due cori, il coro Anzano, il coro alle Sorgenti e i giovani archi veneti, insieme poi ai solisti che saranno gli interpreti di questa emozionante serata. Ecco, credo che Paolo abbia già ricordato delle belle cose calando questa serata in questa vigilia dell'Immacolata. Ecco, credo che in qualche maniera con le debite, diciamo, analogie diventi un'occasione anche di ricordare chi festeggiamo già da questa sera e da domani in maniera particolare, proprio l'Immacolata, una festa cara a noi cristiani. E quindi questo è proprio un introdurci dentro questa grande festa che domani celebreremo con solennità. Ecco, grazie quindi a chi ha profuso tanto lavoro per preparare in tutti i settori. Io ho imparato una cosa da quando sono parroco di Anzano, che quando vedo Paolo Stefan e Marco Simeoni insieme c'è sempre qualcosa di bello che succede, e quindi credo che anche stasera sarà così, non ho dubbi, quindi lascio la parola a Don Graziano se è qui per un saluto e auguro a tutti voi una buona serata.
Ho l'impressione che Don Graziano mi abbia salutato con... Ecco, io lo vorrei ringraziare, Don Graziano, come dire, negli ultimi giorni, quando non lo chiamavo, lui pensava che stessi male, vero? Ci siamo sentiti parecchio e ci ha messo a disposizione questo bellissimo spazio, quindi grazie e soprattutto domani cercate tutti di venire a messa perché appunto sarebbe importante anche questo. Abbiamo avuto per questa iniziativa anche il patrocinio di 3 comuni, Vittorio Veneto, naturalmente siamo nel territorio del comune di Vittorio Veneto, Cappella Maggiore, dove il coro Anzano nasce, prova e opera, diciamo, e anche il comune di Macerata sul Piave. Il ringraziamento va anche quindi alle amministrazioni pubbliche che ci hanno sostenuto in questa iniziativa e vorrei chiamare anzitutto l'assessore Uliana per 2 parole magari e dopodiché il vice sindaco Traetta. Siamo soliti fare i discorsi alla fine, ma questa volta abbiamo pensato di farli all'inizio così che si possa andare a parlare di musica, a sentire musica nel prosieguo della serata. Grazie a tutti quanti voi di essere qui questa sera. Io stavo ascoltando con grande interesse quanto dicevano i nostri 2 amici medici che lavorano ed operano in un territorio così lontano e così difficile e mi domandavo cos'altro può aggiungere un amministratore che lavora qui. Io posso soltanto dire che vi ammiro moltissimo e posso dire con grande soddisfazione che vedo la Chiesa piena questa sera. Questo mi fa capire che c'è interesse per questo tipo di attività che va al di là del piacere di ascoltare la musica, ma vuole invece contribuire per una missione più importante e decisamente più elevata. Poi permettetemi di aggiungere come assessore alla cultura che mi fa particolarmente piacere questa sera che ci sia un programma vivaldiano, perché ricordo a tutti che abbiamo avuto un illustre nostro concittadino, Alberto Gentili, il quale ha recuperato molto del materiale che era andato perduto di Vivaldi, l'ha conservato e ci ha dato modo di conoscere dei partiti musicali che altrimenti sarebbero scomparsi. E questo lo dico con l'orgoglio da vittoriese, perché questo nostro illustre concittadino ci ha dato questa grande possibilità. Poi ancora un'ultima cosa, la musica sicuramente, come diceva un grande compositore, Ravel, parla all'emozione e poi all'intelletto. Questa sera, vedendovi qua tutti così numerosi e sapendo qual è l'obiettivo di questo concerto, io credo che la musica parli sicuramente anche al cuore di ognuno di noi. Grazie. Buonasera a tutti. È con una certa emozione che in questo luogo così importante ricordo dei concetti fondamentali che mi riguardano. Io sono il sindaco del Covid di Cappella Maggiore, quindi ho vissuto in pieno quella che è stata la tragedia, non tanto di chi non se n'è accorto, perché c'è anche chi ha dichiarato di non accorgersi, ma soprattutto di chi ha subito gravemente le conseguenze, sia dal punto di vista della salute, sia dal punto di vista economico. Noi qui stasera siamo per una raccolta fondi molto importante. Prima abbiamo sentito 2 illustri medici che ci hanno parlato di un progetto meraviglioso, un progetto davanti al quale chiaramente ciascuno di noi deve rispetto. Stiamo parlando del Madagascar. Io sono professore di relazioni internazionali e diritto internazionale, quindi nei miei studi questi aspetti sono fondamentali. Tenete conto che il Madagascar ha un reddito pro capite annuo di $454. Il Lussemburgo ha un reddito pro capite di $110.000 annui. Questi sono i raffronti che esistono nel nostro mondo.
Io comunque, prima di affrontare queste problematiche, porgo i saluti ovviamente dell'amministrazione che attualmente rappresento come vice sindaco e di Macerata del Piave, purtroppo non ci sono rappresentanti in questo momento, ma che insieme a Cappella Vittorio ha deciso di patrocinare questo importante evento. Questo ospedale, ho fatto delle ricerche in internet perché chiaramente sono curioso, quindi ho voluto vedere di che cosa si parlava. Bene, questo ospedale è l'unico presidio sanitario nel giro di 200 chilometri e garantisce i propri servizi gratuitamente, come è stato detto, per realizzare l'obiettivo di assicurare la salute, che è benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente assenza di malattia o infermità, e che è un diritto umano fondamentale da tutelare in tutto il mondo. Questo è scritto nell'ambito degli obiettivi che questo ospedale ha. Ma questi obiettivi sono esattamente gli stessi che noi troviamo nella nostra Costituzione. All'articolo 32 della nostra Costituzione si dice questo, che l'Italia considera la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti. E questi aspetti, secondo me, devono far riflettere. Diciamo che viviamo in un mondo profondamente ingiusto. Secondo un recente rapporto dell'organizzazione internazionale Oxfam, gli 8 uomini più ricchi del pianeta possiedono la stessa ricchezza di 4 miliardi di persone, metà della popolazione del mondo, e l'1% della popolazione possiede la maggior parte della ricchezza mondiale. Quindi la priorità in questo mondo qual è? È evidente. La priorità è chiaramente cercare una redistribuzione della ricchezza che sia più giusta, che non sia a questi livelli. A questo punto io ringrazio il coro Anzano, guidato dall'amico maestro Paolo Stefan, il coro Le Sorgenti, guidati dal maestro Marco Simeoni, l'orchestra Giovani Archi Veneti, guidati dal maestro Lucia Visentin, e tutti coloro che hanno deciso di essere qui questa sera per partecipare a questo momento di solidarietà e cultura. Si diceva di Milano, in realtà qui c'è qualcosa in più, c'è la solidarietà che penso deve essere nei nostri cuori, oltre che nella nostra Costituzione. L'articolo 2 della nostra Costituzione ribadisce che la nostra è una Repubblica che deve basarsi sulla solidarietà economica, sociale e umana. E auguro a tutti una buona serata e ringrazio per l'invito e per questa meravigliosa serata. Grazie. Bene, grazie a tutti per i vostri interventi. Ricordo che in fondo ci sono delle cassettine e anche dei libri che rappresentano un po' il percorso dell'associazione Ampassilava, che se volete potete portare via con un'offerta, imparerete un po' meglio di che cosa si occupa questa associazione e potrete anche contribuire al suo percorso. Detto questo vorrei passare alla musica. Siete contenti, vero? Allora, questa serata è dedicata ad Antonio Lucio Vivaldi, grande compositore veneziano dimenticato per tanto tempo, riscoperto nel Novecento. Non mi dilungo tanto su Vivaldi, ma vi ricordo soltanto, ecco, vorrei trasmettervi l'immagine così che dà il connotato alla sua musica. Pensatelo nella Venezia ricca, sontuosa dal grande passato, decadente, ma ancora capace di esprimere cultura con la C maiuscola. Vivaldi era un prete. Il prete rosso lo chiamavano perché era rosso di capelli e noi ce lo immaginiamo così, un po' sopra le righe, impegnato a comporre e a guidare le putte dell'ospedale della Pietà che cantano come gli angeli e suonano il violino. Il suo sacerdozio pare non sia proprio stato di pura vocazione, eppure ci ha lasciato molte opere nelle quali dà spazio al sacro. Convivevano in lui, come forse in tutti noi, umano e divino, sacro e profano. Nella musica di questa sera troveremo una particolarissima sintesi di questa ambivalenza.
La sintesi vi viene dalle 3 famiglie, 2 cori e un'orchestra che vi sono stati menzionati. Dico famiglie perché queste realtà, come tutte le famiglie, come dire, vivono un percorso di gioia e qualche volta di difficoltà, di fatica, di condivisione, vanno avanti accrescendo la loro vita in modo ricco attraverso la musica. Noi siamo onorati di fare musica e per questo vorremmo ringraziare anche tutti voi nostri familiari che ci permettete di farlo, perché vi portiamo via un sacco di tempo. E ringraziamo anche i datori di lavoro dei coristi che rilasciano permessi e ferie, consentendoci di provare, nell'auspicio che in futuro possa sempre essere così, perché la musica ci fa più lieti. 3 famiglie, dicevo, 3 anime, Coro Anzano, Coro Le Sorgenti e l'Orchestra Giovani Archi Veneti diretta da Lucia Visentin, che comincerà questa serata e che vi invito ad accogliere con un caloroso applauso. L'orchestra aprirà questa serata con il concerto in Si minore, numero 10, opera 3, RV 580, per 4 violini, violoncello ed archi, nei movimenti allegro, largo, larghetto, largo, allegro. Un'opera che affascinò a tal punto Johann Sebastian Bach che la volle trascrivere e la fece diventare il monumentale concerto per 4 clavicembali e orchestra. È una pagina dalla scrittura estremamente raffinata e complessa, a partire dal primo allegro con l'incalzante motivo dei violini obbligati per continuare con la maestosità del ritmo puntato del movimento centrale e concludere con una giga in turbinoso crescendo. Grande pagina di musica che riprenderà vita grazie ad Alice Bettiol, Francesca Pavan, Teresa Storer, Elisa Bisetto, violinisti, e Marta Storer al violoncello. Una raccomandazione: prima di lasciare spazio alla musica, i telefonini li spegniamo. La seconda raccomandazione è gli applausi solo alla fine. Signore e signori, a voi l'Orchestra Giovani Archi Veneti.
l'onore del vostro applauso penso che riconosca la bravura di questa giovane orchestra che ci onora quest'oggi della sua presenza, ma per il prossimo brano avremo tuttavia bisogno di qualcun altro. Ci apprestiamo infatti a presentarvi il Magnificat per soli coro e orchestra RV 589. È da questo Magnificat che abbiamo deciso di partire e fissare la data il 7 di dicembre. Sarebbe bello riprenderle le parole del Magnificat, ma insomma ci saranno altre occasioni per questo. Nel Magnificat Vivaldi alterna i brani corali a 5 arie per altrettante soliste, figlie di coro, allieve presso il Pio Ospedale della Pietà, nel quale fu a lungo insegnante di violino e compositore. Il carattere è umile e mesto, con continui richiami al numero 7 che raffigura i 7 dolori di Maria. È un ponte questo Magnificat, come lo è l'Immacolata, fra Maria e il Natale, un momento speciale di festa e preghiera che speriamo ci veda tutti partecipi anche come esecutori. E a questo punto ho il piacere di presentarvi il resto della compagine, a voi il coro che invito a raggiungerci qui davanti e che vi prego di accompagnare con un grande applauso. Assieme al coro Stefano Maso che ci accompagnerà all'organo. E con il coro invito anche le soliste Anna Tarca e Maria Zalloni e infine il nostro direttore Marco Simeoni. A lui ci affidiamo per l'esecuzione dei prossimi brani, per cui, signore e signori, pregandovi nuovamente di prestare attenzione alla suoneria dei vostri cellulari e pregandovi di non interrompere l'esecuzione fino al termine dell'opera, a voi Antonio e Lucio Vivaldi, Magnificat.
Grazie. Dalla sofferenza del Magnificat alla composizione con la quale chiudiamo la nostra serata. Lo facciamo con la gioia del Gloria, l'inno degli angeli. Anche in questo caso l'opera è pervasa da un riferimento numerico teologico. La struttura della composizione, simile a quella del Magnificat, è caratterizzata da una simmetria armonico-strutturale che richiama, pensate un po', l'architettura tipica delle facciate dei palazzi veneziani. L'opera è caratterizzata da una spiccata musicalità, grazie anche al contributo di strumenti che arricchiscono l'accompagnamento degli archi e del continuo. Invito quindi a raggiungerci Mauro Feltrin alla tromba e Riccardo Foladora all'oboe. Prima di richiamare il maestro e le soliste, ricordo che le 3 compagini questa sera qui impegnate avranno delle altre serate prossimamente, quindi l'Orchestra Giovani Archi Veneti si esibirà il 16 dicembre a Castelfranco, Mozart, e il 17 dicembre a Treviso, il coro Le Sorgenti il 20 dicembre nella chiesa di Salsa, qui a Vittorio Veneto, il 17 dicembre a Maserada e il 26 dicembre a Revine Lago. Il coro Anzano invece sarà a Gorgo al Monticano il 17 dicembre e il 6 gennaio pomeriggio, classico concerto di Infuocanto, a Sarmede in teatro. Signore e signori, pregandovi ancora una volta di prestare attenzione alla suoneria dei cellulari e a non interrompere l'esecuzione, a voi gloria, buon ascolto.
Ci avete dato un'emozione grandissima, mi avete dato una forza. Quando tornerò dirò che ho sentito tanta gente e tanta musica dentro di noi e avremo coraggio di andare avanti. La nostra è un'associazione povera e quindi non ho grandi regali da fare a tutti voi, ma volevo regalare un pochino di emozione del Madagascar con il libro che ha scritto un mio caro amico che parte domani e che ha raccontato emozioni. Ed è una piccola staffetta, è un piccolo libro. Ce ne sono ancora forse alcune copie se qualcuno vuole comprarlo o dare una piccola offerta, che si chiama Viaggi in un mondo senza tempo ed è un libro di emozioni. Voglio darlo allo splendido direttore d'orchestra di oggi, è anche ovviamente maestro del coro Le Sorgenti. Volevo darne uno ovviamente al direttore del coro di Anzano e uno alla splendida direttrice e premio violino di questi magnifici ragazzi. Ho solo un libro da dare, non ho un libro da dare a tutti quanti. A tutti quanti do un abbraccio fortissimo e vi avrò nel cuore. Passatevelo questo libro. Grazie a tutti, è stato un piacere, grazie per averci accompagnati in questa serata, buona festa dell'Immacolata e buon Natale a tutti quanti voi.